Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Questa è la rubrica Che fine hanno fatto. Ogni lunedì analizziamo una squadra che ha avuto un passato più o meno glorioso, comunque almeno fra i professionisti, e oggi ce ne andiamo in Molise, e che oggi è ovviamente dimenticata, e oggi ce ne andiamo in Molise e parliamo dell'Isernia, che io ricordo aver letto in alcuni vecchi almanacchi, in alcuni vecchi album, scritto come Esernia, AE iniziale, come in latino. Isernia, ovviamente omonima squadra del capoluogo di provincia del Molise, nata nel 1928, quindi siamo vicini al centenario, e che ha vissuto gran parte della sua storia, almeno fino all'inizio, alla metà degli anni 80, tra i dilettanti nei campionati regionali, e che nel 1984, stagione 83-84, con in panchina Claudio Di Pucchio, che gli amici di Sora sicuramente conoscono come un mito, come un idolo, è un po' come, non so, Galeone a Pescara. Ha allenato tantissime volte il Sora e riesce a portare l'Isernia in Serie C2 per la prima volta. Tra l'altro una promozione anche a cardiopalma, perché l'Isernia vince il suo girone dopo un duello molto serrato con la Pro Cisterna, e riesce a prevalere vincendo 1-0 lo scontro diretto alla penultima giornata, e conquista la sua prima storica promozione in C2. Non va neanche male il primo anno in C2, 13° posto, e quindi salvezza, mentre l'anno dopo, stagione 85-86, arriva la retrocessione, e quindi il ritorno nell'interregionale, nell'attuale Serie D. L'anno dopo va ancora peggio, perché c'è un fallimento con ripartenza dalla promozione, quindi addirittura si ritrova 2 categorie più in basso. E arrivano degli anni bui, fine degli anni 80, inizio degli anni 90, sono anni difficilissimi per l'Isernia, un po' per tutto il Molise, perché pure il Campobasso non è che se la passi tanto bene in quel periodo, fino al ritorno in Serie D al termine della stagione 97-98, e addirittura il ritorno in C2 finalmente dopo tanti anni, dopo 20 anni, nella stagione 2002-2003 arriva la seconda promozione in C2, salvo ai play-out, ma fallisce l'estate successiva e riparte dalla prima categoria. Nella stagione 2024-2025 ha militato in Serie D, è retrocessa e oggi si trova in eccellenza. E per l'Isernia il palmarès, devo dire la verità, io prima di andarmelo un po' a studiare, a ricordare, me lo ricordavo un pochino più nutrito di partecipazioni in Serie C, e invece, nonostante sia un capoluogo di provincia, l'Isernia ha militato solo per 3 stagioni in C2, 2 a metà degli anni 80 e una all'inizio degli anni 2000, nella stagione 2002-2003, tutte in C2. Oggi è in eccellenza, mentre il Campobasso, regionale dell'Isernia, si trova in Serie C, nel girone B della Serie C. Che ne sarà dell'Isernia in futuro lo scopriremo, e voi, se starete attenti e se continuerete a seguirmi, lo scoprirete man mano, perché andiamo sempre poi a rianalizzare le squadre di cui abbiamo parlato in questi mesi, e spero poi anche negli anni futuri. Seguite anche tutte le squadre che vi nomino sui social, anche perché almeno io le seguo, così riesco poi a fare i video anche un po' più in tempo reale e aggiornati, e vi do appuntamento a domani con un'altra storia. Ciao!